Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio. Cominciamo la riunione di oggi con i Gentlemen, una corsa per 4 anni non vincitori di 18.000 euro in carriera. Sono in 7 al via. Andiamo a leggere lo schieramento. 1 Banca Italia San, Paolo Morelli. 2 Buongiorno Dippa, Giuseppe Leanza. 3 Boccadamo, Thomas Manfredini. 4 Bluegrass S, Federico Bongiovanni. 5 Briscola Matley, Massimo De Luca. 6 Bamako dei Greppi, Nicola Del Rosso. In seconda fila 7 Beverly Jet, Filippo Monti. Vediamo Beverly Jet scegliere la schiena probabilmente di Bluegrass S. Tanto c'è, o di Boccadamo. C'è lo stacco della macchina con veloce Bluegrass S che scavalca Boccadamo e Banca Italia San, poi a largo Bamako dei Greppi. Fase un po' delicata della prima curva con Beverly Jet che si infila tra Boccadamo e Bamako, poi Briscola Matley, curva in vantaggio. Bluegrass S, si gira Federico Bongiovanni, vede arrivare Thomas Manfredini con Boccadamo e dice prego si accomodi. Boccadamo in vantaggio, adesso però arriva al largo subito Beverly Jet che è filtrato e va subito all'attacco del favorito. Poi vediamo Bluegrass S affiancato da Bamako dei Greppi e Banca Italia San. 36 primi 400 metri, siamo sulla seconda curva con Boccadamo a condurre su Beverly Jet. Bluegrass S seconda la curva davanti a Bamako dei Greppi, poi Banca Italia San terza la corda davanti a Briscola Matley, mentre è fuori corsa Buongiorno Dippa. 600 in 46. Passaggio davanti alle tribune, insiste Beverly Jet che fa match con Boccadamo, poi l'altra pariglia Bluegrass S, Bamako dei Greppi, Banca Italia San e Briscola Matley. 14,6 qui davanti alle tribune, 1 minuto e 6 decimi. Siamo sulla penultima curva, sempre in vantaggio Boccadamo con in schiena Bluegrass S, chilometro che va via in 1,15,8, retta di là con Bamako dei Greppi che accenna la terza ruota, Boccadamo allunga, poi Bluegrass S che si riprende lungo la corda, segue Banca Italia San, retta di là passata in 14,7, siamo sull'ultima curva con in vantaggio Boccadamo seguito da Bluegrass S, poi Bamako dei Greppi mentre ha dato il meglio Beverly Jet, ora si avvicina minaccioso Bamako dei Greppi a 200 metri dalla conclusione, ultima curva passata in 15,4, retta d'arrivo con Boccadamo che deve arginare l'attacco portatogli dall'allievo Nicola Del Rosso, ultimi 50 metri, ma Boccadamo si difende bene e viene a vincere su Bamako dei Greppi. Al terzo è Bluegrass S davanti a Beverly Jet, quinta probabilmente ancora Banca Italia San, 2,48 il tempo totale, 1,15,2 la media al chilometro. Boccadamo, Thomas Manfredini, Gennaro Casillo al training, i colori del signor Agostino Carputo, la vittoria del figlio di Ideale Luis e Marcena che si difende molto bene lungo il percorso dall'attacco di Beverly Jet e rivediamo. Vince in scioltezza davanti a un comunque valido Bamako dei Greppi.